Bella raga, ciao a comandante veneziano, siamo ad Amburgo ragazzi, dobbiamo assolutamente vincere. Questa partita dopo 3 pareggi consecutivi, la squadra è questa. Fratelli Bender, Aranguizzi a centrocampo, il trio solito tranne Dolber Cerario, Lukaku al posto di Wendel. Non voglio neanche parlare, sapete cosa dovete fare. L'Amburgo non è messo bene, per piacere. È 14esimo, quindi vinciamo sta fottutissima partita. Aranguizzi fuori gioco, neanche palo di Alario. Aranguizzi mi sta piacendo in queste ultime uscite, più di Arthur e degli altri. Dai ragazzuoli, però su. Julian, Leone, Bender, vai Bailey, Julian, Bender, bella stazione, gol! Julian l'ha messa 1-0. Di rabbia Julian, di rabbia. Molto bene. Primo tempo niente di eccitante, però cerchiamo di chiuderla, grazie Leone. Dai fiori, dai, mamma mia. La partita scorre via così. La partita scorre via, mettiamo De Donker per dare un po' di muscoli in più. Giastinone qua. E attenzione Vitinho perché Benjamin l'è distrutto. Facciamo 3 cambi. Tutti insieme, speriamo di non scombinare troppo la squadra, però serve. Dai, difendiamoci ragazzi, questi ultimi 5 minuti, portiamo a casa 3 punti, sono fondamentali ad Amburgo. Bender, Lukaku. I Donker non perderla, Bender, non perdiamola qua. No. Occhio ragazzi, Occhio bravissimo, buttala su. Kluivert per chiudere, Kluivert! Fuori gioco. La corner però ho sbagliata. Giastinone. Ottimo. Perdiamo tempo ragazzi. Julian. Bello. Si va a vincere 1-0 tra di misura con clean sheet, godo. Ragazzi, sta settimana tranquilla, mi hanno solo chiesto che vedo favorito per il pallone d'oro e ho risposto Cristiano Ronaldo. La formazione è sempre la stessa. Non ci sono cambi, anzi forse sì Giulia al posto di Kluivert perché ne ho visto un po' stanco. E niente. Il Bayern Monaco ha pareggiato, ma chiaramente non sto neanche pensando al Bayern. L'obiettivo è arrivare in UEFA Champions League. Mentre il Francoforte è decimo, si può vincere alla Bay Arena. Aranguizzi, Bender, mamma mia, gol micidiale di Lars Bender da fuori. Leverkusen 1, Eintracht 0 al terzo minuto. Bender. Tanto il Bayern Monaco passa in vantaggio contro il Colonia, no, cagatissimo, non vedo l'ora di avere il mercato per poter comprare un difensore centrale all'altezza. Non mi piace tanto.
Occhio, fioi. Mamma mia, palo osceno dell'Eintracht Francoforte. Sveglia ragazzi, perché abbiamo fatto un gol ma stiamo giocando da schifo. Tanto il Bayern va 2-0, ma il Bayern vincerà lo scudetto tranquillamente. Io qua Leverkusen ho un progetto di 2 massimo 3 anni, non di più. Vorrei vincere qualcosa e andarmene. Vai. Leone. Ah! Non stiamo giocando bene ragazzi, anzi. Williams. Concentratevi ragazzi, concentratevi. Aranguiz. Bender, no, ma no, ma no. Ok. Anche Dudvano sta giocando bene. Lipsia comunque pompa bene. Ultimo cambio, ok. Bender, ci vuole riprovare? No, attenzione, fuori gioco, che dormita. Teniamo duro ragazzi, è importante vincere anche questa. Passa la Julian, vai Erich, dai. Leone, di testa bene, cioè. Si sente la mancanza di Casper. Bene, Lukaku. E don't care. Beh, gira bene ad Eriks. Julian, vai Julian. Attenzione Alario, si è svegliato Ala. 1-2-0. Se Ala gioca bene potrei investire di più sul difensore, cazzo, e rischiare di giocare con 2 attaccanti. Altro clean sheet comunque, 2-0 con l'Eintracht Francoforte, si gode. Molto bene, molto good. Beh sì, volevo farlo anch'io. Complimenti per l'ultima partita, ma vaffanculo va. Buono raga, siamo contro il Werder Brema, l'Ipsia ha partito col Bayern Monaco, quindi è un'occasione su accorciare ancora di più la classifica. Siamo contro Eggstein che abbiamo seguito un po' durante l'estate, più viginoso. Andiamo raga, lei non mi ha chiesto di andare a Liverpool, ma gli ho chiesto che ci sarà la qualificazione in Champions con Leverkusen, ci ha creduto e ha detto che vuole rimanere con noi. Abbiamo fatto un rinnovo a Leon e lei voleva 4 milioni all'anno. Queste le robe della settimana ragazzi. Se pensiamo al calcio però. Altra partita fondamentale questa, perché potremmo agganciare l'Ipsia al secondo posto. Però a Brema è sempre un campo ostico, il campo di Brema. Attenzione, qua fanno la cagata a Kluivert contro il mondo. Kluivert, ma che cazzo. Non vediamo l'ora di rivedere Leon Bailey in attacco e Kasper Dolberg. Bender, Kluivert deve scattarsi, Kluivert ancora le stelle.
Due errori veramente brutti di Kluivert. Dai Fiori, dai. Del problema ricordo che comunque è penultimo. Entra Giulia nel prossimo tempo perché gli errori di Kluivert sono veramente scandalosi. Vai Giulian, spacca tutto. Abbiamo levato Jadval per la difesa, no, mamma mia che gol. Dai, bisogno di questa vittoria, cazzo. Mettiamo Arthur, anche se finora ha fatto buone cose ma non devastanti. E mettiamo anche Koric per Lars Bender. Proiezione offensiva. Questo è un modulo che sto pensando per la seconda parte. Tutto per tutto. Ma porca miseria. Dai, 88esimo, ormai è finita. Prendiamo un'occasione iper d'oro. Scusatemi la terminologia un po' curiosa. Vai Koric, vai l'ultimo respiro. Giulia, sempre alla fine, Giulia Bread. Mamma mia che gol pesante, andiamo a casa, ancora imbattibilità comunque, 9 partite che non perdiamo a Lario. Bender, Restos, dai vediamo il terzo, Arthur, no, Bailey, Lario! Terzo clean sheet consecutivo, signori, Leverkusen c'è. Li sto allenando bene in difesa, infatti ho fatto 2 allenamenti su 3 in difesa e sembrano migliorate le cose, perfetto. 2 giorni, continua l'imbattibilità, ma noi andiamo da Julian e anche se si incazzerà io lo ringrazio. Grazie Julian. Durante la settimana c'è stato un avvicinamento del Chelsea per Lars Bender, ma ho assolutamente rifiutato e anche lui vuole rimanere. C'è Brand al posto di Kluivert, Vitinho al posto di Henriks. Ho cambiato modulo adesso, vediamo con questo modulo qua, più avvicinoso sempre alla Bay Arena. Andiamo, Bailey ha firmato il contratto. E bisogna vincere anche questa, ragazzi, bisogna continuare il filotto. No, che cagata è. Arthur. Bello sto tiro, un tiro degno di nota da parte dell'Augusta. Comunque 7ª in classifica, stiamo attenti. Siamo già al 24esimo, ancora 0-0. Dolber tornerà fra 1 o 2 settimane. A pieno regime intendo. Mamma mia che bel primo tempo. Dai Fiori, sveglia.
No, se la telefila, Dio. Che cagata. Se ne Bender. Che bella stazione, mamma mia. Attenti fioi però. Ci diamo una svegliata. Oh oh. Mettiamo Koric per Sven e Kluivert per un Bailey poco presente. Perché non possiamo sempre segnare al 90esimo. Cioè. Schalke 2, Hoffenheim 0, Itz. Attenzione Arthur per Bender. Dalla di là, vai Bailey prima di uscire. Va a cagare. Male. Che quarto minuto? Tutto per tutto. Kluivert, Arthur! Mamma mia, doveva tirare qua Arthur, deficientone. Vai Arthur, bravissimo. Vai Alario, vai Kluivert, per qualcuno. Kluivert per qualcuno, Giulia, sempre rigore. No. Cosa mi ha preso il portiere? Arthur. Koric, Bender, Koric, Giulia, mettila in mezzo, Giulia, sempre Giulia, grande assist di Koric, ma vince anche l'Ipsia, porca troia. Arthur, mamma mia, stiamo veramente... Prego, andiamo a casa. Bravi, no. Buttala via, non ci credo. Bravo Leno. Anche la difesa comincia a ragionare. Koric, comunque Giulian, veramente fenomenale. Fischia, arbitro. Oh. No, ma fischia. Mamma mia. Yes. Altro 1-0 pesantissimo. È importante vincere, vorrebbe dire, diciamo, allungare sull'obiettivo Champions e distanziare il Wolfsburg. C'è il nostro Richard Basuer, che è un nostro pupillo da qualche anno. Vai ragazzi. Questa è dura, contro il Wolfsburg in trasferta, è una partita che anche il pareggio non mi farebbe schifo. Comunque il Bayern Monaco ha 3 pareggi consecutivi. Abbiamo recuperato 6 punti in 3 partite, è chiaro che non penso minimamente allo scudo. Siamo già a metà stagione, ragazzi, veramente veloci. Sappiamo che sei dura Leon. Vai Bailey, dai il cioccolatino Leone. Abbiamo messo di Don Kerry in sta partita. E teniamo Vitinho che sta giocando molto bene secondo le statistiche, quello che dei rapporti dell'allenatore in seconda. Assente Wendel. Proviamo l'offensiva e incoraggiamoli, dai ragazzi che possiamo farcela. Brand, Giulia, mamma mia. Comunque Bailey non è nel suo momento migliore, dai, sono giovani ragazzi, è anche normale.
Il primo anno l'obiettivo è la qualificazione in Champions, l'ho già detto. Il prossimo anno possiamo puntare per me alla Bundesliga, quest'anno è impossibile. Occhio, ai ai ai, mamma mia Leno. Lo stesso non lo so. Non possiamo fare grandi azioni finora, Tanto non possiamo neanche avere sempre Julian che ce le piazza all'ultima seconda, cioè da un attimo anche segnare prima, però dopo l'infortunio di Dolber sto pesante, lussazione alla spalla, 2 mesi fuori, ai 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 ai, gol di Origi. Andiamo così, brutto sto gol preso dopo un bel po'. Dai, fatalità, riesce a prendere la Beckenbauer, va bene. Kluivert. Mamma mia, dai Leno, dai. L'Ipsia vince 2-0 purtroppo. Bravissimo l'ario stop, show. Bender. Kluivert. Come sempre nel secondo tempo segniamo, bravo Kluivert. Non riusciamo a fare l'impresa di pareggiare, di vincerla ancora negli ultimi minuti. Una buona preparazione fisica, quello sì. Attenzione, no! Origi, mamma mia. Dai Koric. Dai, golletto ancora alla fine, sarebbe una gioia, una apoteosi. Julian, muore sempre giù. No, Julian stavolta sbaglia. Arnold. Mamma mia, Leno cosa ha preso. Si so, è vostro, una buona squadra ragazzi, Vabbè, ci sta il pareggio, dai, ci sta il pareggio, va bene così, l'importante è non perdere. Raga, sono passato in coppa al terzo turno, non l'ho fatta vedere, mamma mia, è stata una sofferenza incredibile. E niente raga, un saluto dal comandante veneziano, prossimo video comincia il calciomercato, anche speriamo di comprare il difensore. Ciao!